Bella a tutti, regà, qui Miro. Sì, mi sono fatto pelato. Tra l'altro, sono veramente arrivato adesso a casa, quindi proprio prendo e faccio il video, anche se alla fine di cosa vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare quando vedi che il primo tiro che viene fatto nel primo tempo è un colpo di testa da parte di Nandez. Naitan Nandez. L'unico che è stato capace di fare un tiro nel primo tempo e lo ha fatto di testa. Ripeto, Naitan Nandez. Cosa vuoi dire quando nel primo tempo vedi il tuo difensore centrale, che sembrava anche giocare bene nelle prime partite, provare a fare un fallo su Viola? Capradossi nel primo tempo ha provato a fare fallo su Viola. Di cosa vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare se tu l'unico gol che riesci a fare, gli unici gol che effettivamente riesci a fare, li fai perché gli altri fanno le cappellate in difesa? Tu solo così riesci a segnare. Noi riusciamo a segnare soltanto così. E lo sapete io che vi dico? Che allora è vero, noi se non ci andremo, ma facendo così noi meritiamo la Serie C. Noi non siamo in grado di poterci mantenere questo campionato. Siamo una squadra da Serie C. I nomi, le figurine non contano un cazzo, non ci facciamo un cazzo. Perché aver fatto la collezione delle figurine fino adesso ci ha portato ad averci una retrocessione. Non solo quello, ovviamente. Coi nomi, parliamoci chiaro, mi ci pulisco il culo. Io con i nomi mi ci pulisco il culo. È imbarazzante. È veramente imbarazzante. Lo diventa ancora di più poi se io purtroppo non le leggo, però mi si propinano davanti le dichiarazioni di Liverani. E lì discendono le palle ancora di più. Lì veramente discendono ancora di più le palle. Perché non è possibile. Non è possibile che ci sia tutto questo clima positivo, rilassato, tranquillo, affermando al massimo, ma ci manca la vittoria. Complimenti Sherlock Holmes. Dove sei laureato? Complimenti. Pane e vorpa la mattina, eh? Io vi giuro, ragazzi, non ho la minima idea di cosa dire. Non ho veramente la minima idea di cosa dire. Detto ciò, tra l'altro video veramente molto molto breve, io molto probabilmente vi aspetto domani, indicativamente più o meno per le 9, 9 e un quarto, 9 e mezza, per una live. Cercherò di radunare più persone possibile per parlare insieme di questo Cagliari e viverci la vigilia della partita con la Ternana insieme. Piccolo inciso, prima di chiudere il video, a questo punto io proporrei un rinnovo a Liverani, magari poi finisce come Di Francesco. Detto questo, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti e noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella regà.